Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella diretta del Marietto Veneziano. Insomma, è una partenza un pochettino così per le sibille. Chi vuole fare domande sapete che può farle tranquillamente. Intanto vado a controllare nei vari gruppi se si vede la live, così datemi tempo 30 secondi che vediamo se effettivamente sono in diretta. Sembrerebbe proprio di sì e vedo già qualcuno collegato. Vediamo un po' se ci siamo. 4 persone, bene, scrivete pure un saluto così che sono sicuro che ci siamo tutti. Intanto linko anche negli altri gruppi, il Marietto Veneziano. Spero che abbiate tante belle domande, così che le mie sibille si scaldano bene per voi. Bene, cari amici, intanto controllo le varie posizioni. E voilà, un attimino. Che mettiamo tutti a posto, così che... Voilà, questo c'è. Vedo già Alessia che è una bella domanda. Brava Alessia, dammi 30 secondi che posiziona un po' il video in giro per il mondo e arriviamo subito alla domanda della nostra Alessia. Così che mentre lo sto mettendo in tutto il mondo, ecco ci siamo, vediamo un po' la pagina, su pagina Gilde. Voilà, 5 collegati, bene. Vi ricordo anche che questa sera c'è il De Garda. Bene, penso che ci siamo tutti. Bene, 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 bene. Voilà. Ciao Milena, ciao Alessia. Allora, questa sera alle 21:30 il De Garda nel suo canale YouTube. Cari amici, grazie di aver avuto pazienza e vediamo subito, usiamo sia il culto, allora, ragione consiglio del no, col pendolino e le sibille. Se avete domande, mi raccomando, fatele, che sono qui per questo, per rispondere alle vostre domandine. Allora, l'Alessia fa la prima domanda. Cioè, vorrei sapere se vedi novità positive in arrivo per me. È un periodo molto faticoso, sono dal 1576. Alessia, sì, bella domanda, ma intendi dire sentimentale o di cuore? Cioè, di cuore sentimentale o di lavoro? Cioè, perché è troppo generico. L'altro giorno è capitato che sembrava quasi di cuore, invece era di lavoro, e quindi io ho avuto delle difficoltà a rispondere in modo dettagliato. Poi vediamo se ci sono altre persone intanto. Kim fa un'altra domanda. Bene, allora, vediamo Alessia allora in linea generale di cuore o di lavoro, cioè dovete fare. Ciao Pierluca, grazie di avermi salutato. Facciamo prima di tutto se arrivano novità positive per l'Alessia. Effettivamente Alessia non è un periodo troppo dolce. Diciamo che qualcosina si muove, se del 76 qualcosina Alessia si muove. Vediamo se hai risposto sotto, se di cuore o di lavoro. Ah, di lavoro, eh. Alessia ho capito, di lavoro, bene. Bene, 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 di lavoro. Ecco, perché bisogna centrare un po' la domanda perché l'altro giorno e alcune volte possono essere. Bene, facciamo una bella stesa per la nostra Alessia e dopo chiaramente cancellate le domande, cari miei, perché io ci tengo alla privacy dei miei amici. Allora, Alessia chiede se a livello lavorativo ci saranno dei cambiamenti in positivo. Quasi quasi farei una stesa completa con l'Alessia. Vediamo un po' se riusciamo a fare una stesa completa per la nostra Alessia. Vediamo un po'. Costanza, amore, falsità. Vediamo un po' se c'è nemica, casa. Presente, la riunione, sacerdote, belvedere. Poi
vedere un po', vediamo un po' se riesco ancora a gestire la cosa. E Alessia, vediamo un po' la nostra Alessia. Qui, allora, vediamo un po' se riesci a vedere. Allora, qui le carte partono con il passato, vediamo che la situazione era, vediamo un po', scusate che visto che faccio la stesa completa vorrei vedere, sì, si vedono bene, poi dopo vedo che si vedono bene. Allora, vediamo un po' per Alessia. In passato vedo che sei una grande lavoratrice, hai avuto anche molto o dei colpi di fortuna o tu o ti attivavi molto per il lavoro, nel senso che eri molto brava, si vede, costanza e vediamoci chiari, amore, questo qui, vedete, è una carta molto importante perché era scoccato veramente qualcosa che ci teneva il lavoro. Poi purtroppo per una nemica, scusa, si vede qui che sono state dette delle falsità. È stato detto qualcosa di brutto, un attacco, e quindi vedo che la casa, che è il senso di protezione, molto probabilmente è crollato. Ma nel passato sembra quasi che il lavoro, cioè sei fortissima, quando ti impegni si vede che hai qualità, hai voglia di fare. E poi è successo che qualcuna ti ha attaccato, ha detto delle falsità e molto probabilmente alla casa che era la tua fortezza, tra virgolette, il lavoro in questo caso qua, ti ha ballato un po'. Adesso tu mi fai una bella domanda perché qui entrano in scena il lavoro. Il lavoro penso che stia per o ritornare o qualche cosa di nuovo e anche qualcosa di giusto, perché vedi qua c'è una carta importante che è quella del sacerdote alla riunione, quindi il lavoro sembra che stia arrivare e tu lo stai per aspettare. E questa qui è la carta della, come si dice, della buona volontà in un certo senso, perché il domestico è sempre una persona che si attiva, si mette sempre in un certo senso a disposizione. Quindi nel presente la domanda se vedi qualcosa di positivo, io vedo che c'è qualcosa di positivo. Oppure, questo qui è perché, capite, il sacerdote acquisisce anche la figura di giustizia. Allora cosa vuol dire in questo caso qua? Sembra quasi che il passato nemica ci potrebbe essere il ritorno di magari qualcosa di illegale, però visto che stiamo parlando di lavoro direi che il ritorno c'è di un buon lavoro, di una nuova sistemazione come qui che ti trovavi molto bene, però direi che potrebbe essere una cosa giusta, una cosa che fa per te. Quindi vedo che tu sei speranzosa e ci credi in questa cosa qui, molto probabilmente è già un lavoro che hai fatto, già una mansione che hai fatto molto probabilmente e quindi molto probabilmente Alessia arriverà. Però attenzione, perché qui vedo qualcuno che è in pensiero e lavorerà contro di te per il futuro. Stai attenta Alessia, stai attenta al ritorno, perché se tu vai a fare un lavoro che hai già fatto, c'è qualcuno in pensiero, un uomo, che di nascosto ti vuole far ammalare. Poi vedo tre carte che potrebbero essere molto, 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 molto birichine, perché vedi allegria, dottore, quindi di nuovo da mettere a posto qualcosa e cambiamento. Quindi io direi, fra un po' tu ritorni sicuramente ad avere qualcosa di interessante. Molto probabilmente già qualcosa che stavi facendo, vedi il ritorno. Poi ci sarà in futuro ancora qualcuno che cercherà di farti lo sgambetto. Poi non ce la farà perché vedi qui c'è l'ammanato, ma tu riuscirai a guarire perché sarai felice, poi dovrai mettere a posto qualcosa per un cambiamento definitivo. E il finale io direi che è positivo, vedi? Gran consolazione vuol dire che è una carta fortunata, è una carta dove tu raccoglierai le tue fatiche, vedi che c'è una rete, vedi che ci sono le piante dietro, questa è una carta da studiare bene, perché vedi, qua c'è le piante che danno sempre speranza, la rete che tu hai comprato
e nella rete c'è un premio che tu ti sei lavorato con tanto sudore per il lavoro che ritornerai a fare molto probabilmente. E ti vedo che sospiri però devi lavorare sodo, no? Per il semplice fatto che c'è anche una giovane fanciulla, non so se è una figlia oppure non so se entra un lavoro nuovo, perché può essere anche qualcosa legato alla, come si dice, alla novità. Comunque qui tu raccoglierai nel futuro 6-9 mesi delle grandi soddisfazioni sul tuo lavoro, perché questa carta è una carta della fortuna e sta a indicare che tu raccoglierai con la rete un premio meritato. E qui tu vedi ancora la pianta, come qui che ci sono le piante, quando escono queste carte con le piante vuol dire speranza e riuscita in questo caso qua. Quindi sul lavoro riuscita, e forza, avrai tanta forza o dovrai fare qualcosa in modo forzuto per avere qualcosa di nuovo. Comunque sì, Alessia, le carte si vede subito che sei una donna che hai voglia di fare e purtroppo qui ti hanno danneggiato qualcuno. Molto probabilmente ritornerai a fare o un lavoro che facevi prima o qualcosa di nuovo, ma il lavoro non ti mancherà, sta per arrivare ed è vicino, insomma, è qui in questa zona qui. Bene, andiamo avanti. Quindi Alessia, alla fine, fra massimo 9 mesi raccoglierai dei bei frutti. Le Sibille hanno parlato. Bene, andiamo avanti. Milena saluta. Elena 75, mi è arrivata la proposta di una negoziazione della controparte in una causa. Dovrei accettarla? Allora, la Elena gli è arrivata una negoziazione. Dovrebbe accettarla? Sembra quasi di no, però facciamo una stesa con le sibille, vediamo un po' se questa Elena deve accettare questa causa. Facciamo una stesa completa anche per la nostra Elena. Il passato per questa causa, riunione sacerdote, pensiero, insomma. Hanno fatto tante cose nascoste contro di te, mi sa. Olena. Allora, vediamo un po'. Allora, insomma, il passato per questa causa ti ha lasciato in pensiero, qui si vede, hanno cercato di ritornare sui loro passi e per via legale tu eri pensierosa, però vedi che qua c'è la riuscita, la fedeltà è una carta importante che sta a indicare che tu eri seduto sulla sedia giusta, vedi? E qui sei speranzosa. Questo è il passato. Attenzione, Elena, attenzione perché qui ci sono 4 carte di cui tu sei speranzosa, ma stanno lavorando sporco, stanno lavorando di nascosto, in modo legale anche, e c'è un blocco. Stai attenta, Elena, perché questa proposta qua non so, perché adesso questa proposta che ti hanno fatto ha dei blocchi, è una cosa nascosta, è qualcosa che non si capisce bene dove vogliono parare. Tu ti vedo sospirosa. Poi, attenzione, nel futuro ci sarà sicuramente qualcosa di positivo, no? Una fioccata, un entusiasmo, ma saranno condite da bugie e tu molto probabilmente insomma resterai male, vedi che c'era malato, bugie, falsità. E poi il futuro prossimo, adesso qui siamo nella linea della presenza, cioè del presente, e vediamo che ci sono dei blocchi, cose che fanno di nascosto, e tu che sospiri perché chiaramente ti hanno fatto un'offerta. E il futuro, c'è slancio in questa offerta, però molte falsità che vogliono farti malare. Nel futuro prossimo io vedo segreti, attenzione, ascolta bene Elena qua, segreti, forza, ragionamento, un colpo di fortuna che ti pioverà dal cielo e tu riceverai una lettera ufficiale. Una lettera ufficiale, perché vedi quest'uomo che è dietro il paesaggio, lui che è vestito in uniforme, tu riceverai una lettera ufficiale che, scusa che non si vede tanto bene,
Quest'uomo qui, il messaggero, non è il tipo che ti manda un SMS o il messaggino, questo è proprio una cosa legale. Ti arriverà una lettera legale e attenzione. E qui il finale. Nemico è una lettera legale che molto probabilmente sarà nemico, però vedi c'è matrimonio vantaggioso, super vantaggioso, perché questo, il pavone, no, amplifica il denaro e mercanti, cioè chi ti ha fatto questa lettera è un tuo nemico in ogni caso, però alla fine, no, questo messaggio che arriva in forma ufficiale, vedi che è vestito in forma proprio da, insomma, è una raccomandata, non è sicuramente un SMS, vedi che fattosi da un nemico, però è preceduto da un colpo di fortuna eccezionale questa lettera e da forza, quindi tu avrai la forza da tua parte, dopo che avranno cercato di farti ammalare qui sopra, e qui sembra che l'affare vada in porto, cioè nel senso che dovresti in un certo senso aspettarti qualcosa, ma questo per il futuro. Quindi che cosa vuol dire? Poi c'è il mercante che sta sempre a indicare che la cosa è valida, no? Perché chiaramente... Allora, dovresti accettare? Beh, la domanda è... Tu sospiri per questa accettazione molto probabilmente, però non è l'ideale perché in ogni caso nel futuro, vedi, nel futuro la spunti per un colpo di fortuna, cioè non è proprio una fortuna non meritata perché farai pressioni, farai molta pressione, vedi, militare, quindi riceverai una raccomandata ufficiale e il nemico ti dovrà dare denaro, molto denaro e purtroppo dovrà lui in un certo senso, cioè tu in un certo senso ragionarci bene o lui ragionarci bene. In ogni caso sono due carte insieme che fanno capire che tu ce la farai se rinunci, nel senso se dici no perché loro in questo momento stanno facendo le cose nascoste, chiaramente loro attaccheranno ancora, vedi qua, ma poi tu alla fine la spunti per un colpo di fortuna. In sintesi, io ti consiglio di andare avanti perché ti vorranno mettere via con dei soldi di caccia. Invece così avrai tutto quello che giustamente ti meriti. E le Sibille hanno parlato così. Bene, andiamo avanti alle prossime domande, se ce n'è ancora una. Milena, sentimentalmente Milena 71, Nicola 80. Vediamo un po'. Andiamo un po' dalla nostra Milena. Allora, nostra Milena del 71 e Nicola del 80, se vanno bene. E sembra che ci sia qualcosina di... sembra che ci sia qualche cosina insomma, di bloccato qua. Sembra quasi che... sì, insomma, il Nicola... Né sì né no, ma vediamo la spesa. Vediamo una bella spesa completa, visto che abbiamo tempo. Sibille, ditemi se tra il Nicola e la Milena va bene. Al taglio, malinconia e fortuna. Allora, queste carte qua vedono che la nostra Milena è un po' malinconica e che la fortuna sembra girata dall'altra parte. Quindi è, come si suol dire, un taglio un po' pesantuccio, ma vediamo un po'. Vediamo se stanze, dottore, messaggero, sospiri, l'amante, prigione, disgrazia. Allora, vediamo un po' di descrivere un po' questa situazione. Nel passato c'è stato qualche bel, come si dice, incontro passionale, vedete una stanza vuota senza persone, però la stanza è anche simbolo di passione, di cose belle, di cose che si sono vissute. Poi c'è stato praticamente quasi qualcosa da mettere a posto, c'era qualcosa fra Nicola e Milena che purtroppo ha dovuto intervenire, cioè bisogna mettere a posto qualcosa. Poi vedete è uscito ancora il messaggero, l'uomo in divisa, l'uomo che deve essere arrivato a Milena
una comunicazione che praticamente l'ha fatta sospirare, l'ha messa praticamente un pochettino così, in subbuglio. E poi abbiamo l'amante, l'amatrice è sempre una carta positiva, però la Milena è sempre positiva, è sempre una persona che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno. Insomma, il passato non era poi male, diciamo, c'è stato un po' di passione, mettiamola giù così, o anche, magari anche scritta, però c'era qualcosa che dobbiamo mettere a posto. Nel presente vedo che ci sono delle carte estremamente pesanti, Milena, che ci fa capire qualcosina. Vedo un blocco, no? Vedo proprio un blocco totale, prigioniero, disgrazia, poi entra in scena, magari potrebbe essere di buona volontà, però vedi qua, vedo che c'è qualchedun'altra, molto probabilmente c'è qualcuna che è entrata in scena e non si vede ancora. Nel presente adesso, questo blocco, Milena, purtroppo vedo che c'è quasi, si vede entrare in scena un'altra persona e vedo che qualcuno, il Nicola, vedi, nemico, cioè ci sono tre carte per il futuro veramente pesanti. Sembra, mannaggia, quasi che faccia qualcosa di nascosto perché è pentito. E poi c'è un nemico. Quindi adesso, visto che abbiamo poche informazioni così, sembra quasi che il Nicola in futuro, per via di una questa terza incomoda, faccia qualcosa di nascosto. Poi cosa vediamo nei prossimi, questi nei prossimi 3 mesi? Poi nei prossimi 6 mesi vediamo donna maritata, gelosia e distanza, leggerezza e distanza. Quindi anche qui vedo che entra in scena una donna maritata, non so se Nicola è sposato, però c'è questa, o tu Milena sei sposata, ma c'è questa terza incomoda e c'è della gelosia, sembra quasi che entra in scena un'altra figura che sia gelosa e vi tenga lontano. Il finale com'è? Il finale però non è male, perché vedete abbiamo un matrimonio vantaggioso col denaro, poi che lo amplifica, grande ragionamento e schiocca di nuovo il sentimento. Quindi sembra che questo blocco che c'è attualmente, poi ci sarà ancora qualcosa di nascosto, di burrascoso e lo terrai lontano nei prossimi mesi, ma poi sembra quasi, vedi, che le cose sembrano, vedi, amore, mercante, superbia, sembra quasi che cose migliorino un pochettino perché abbiamo l'amore sul finale, che non è un amore agapeo, è un amore così birichino, un amore sentimentale, non sentimentale, un amore piuttosto, sapete, irruento, diciamo così. E lui è un gran calcolatore, è un gran calcolatore, però ci sarà, perché a lui tornerà comodo questa unione, gli tornerà comodo. Quindi io direi di sì, però non è per domani. Non è per domani, ma calcola dai 3 ai 6 mesi che si risolve la cosa, Milena? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Andiamo avanti. Voilà. Adesso c'è ancora una domandina. Sabrina, buongiorno, vorrei sapere se la mia amica Benedetta mi metterà in contatto con me. Allora, vediamo un po' se la tua amica Benedetta si metterà in contatto con me. Bene, rispondiamo alla nostra Sabrina, del 72. Ma sembrerebbe di sì. Ma scusa Sabrina, quella del 5472 sei tu o la Benedetta? Dovrebbero essere tutte e due date per essere più... Però sembrerebbe di sì. Vediamo un po' la Benedetta se si metterà in contatto con Sabrina. Vediamo un po'. Facciamo una stesa completa. Al taglio. Donna di servizio, speranza. Beh, Sabrina, tu hai speranza e molto probabilmente lei sicuramente si attiverà perché è una donna che ha delle qualità e insomma è anche servizievole. Ma vediamo bene. Allora, nel passato fedeltà a casa e andavate bene, poi malinconia, ladro, vedo. Boh, al passato sembrava una bella cosa, poi vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Nel passato con la Benedetta all'inizio c'era un grande feeling.
Poi purtroppo deve essere successo qualcosa e vedi qua la carta sta a indicare che eri in pensiero, poi qualcosa di nascosto e c'è stato un taglio perché vedo qui la Sabrina che è pensierosa e poi di nascosto ci sono qualcosa a metà della vostra amicizia che è stata fatta di nascosto e vedo il vedovo. Sembra quasi che ci sia di mezzo o una persona o qualcuno che ha dei pentimenti di qualcosa che ha fatto di male. Il presente con la tua amica, ok, grazie Sabrina. Il presente con la tua amica, no? Qui abbiamo qualcosina che devi stare attenta perché vedi il nemico, gelosia, segreti e allegria. Beh, è una fila pesante, è una fila che fa capire che, insomma, la Benedetta, insomma, qualche segreto, qualche colpo di gelosia. Non so se è un uomo che poi vi ha fatto litigare per gelosia, un militare, però vedo queste tre carte che effettivamente sono un po' pesanti, però dopo vedo allegria, quindi sembrerebbe quasi che la cosa ritorni in porto. E infatti nel futuro la Benedetta vedo che c'è costanza, quindi sicuramente vi tornerete, vi comunicherete ancora, insomma avrete ancora un contatto. Vedo che qualcuno, o tu o lei o la Benedetta o Sabrina, penserà di aver avuto una fortuna di non averla sfruttata. Vedete l'albero quando ci sono queste figure con l'albero è sempre di fortuna e speranza e quindi più speranza che fortuna. Quindi vedo qualcuno dei due che sta pensando a bei ricordi insieme, dei bei momenti in cui avete fatto delle belle cose molto ovviamente positive. Infatti vedo che c'è l'amica. E poi, e poi la riunione. C'è un contratto, omaggio prezioso e amplificato. Quindi, cioè, scusate, non omaggio prezioso, omaggi preziosi, Imeneo, la riunione è l'Imeneo, un bel contratto fra voi due, nel senso che ci sarà una riunione, anzi amplificata, perché vedete, il pavone amplifica sempre i contratti, quindi sì, c'è la riunione e poi il finale alla grandeur. Quindi l'amante, che è sempre carta positiva, giovane fanciulla, il mercante e artista, sono carte che fanno capire che l'artista c'è in movimento, quindi sì, ci sarà la riunione perché, vedi, Imeneo, poi abbiamo Costanza, amica, sì, io direi di sì, certo, avete passato questo periodo un pochettino a fare i corpi, si vedeva proprio che la situazione non era proprio delle più, tra virgolette, brillanti, ma diciamo che la Benedetta prima o poi molto probabilmente si farà sentire. No, bene, vedo che non ci sono più domandine per il Marietto. Io ho fatto la mia mezz'oretta. Cari amici, vi ringrazio di essere stati qui con me, con il vostro Marietto. Vi ricordo che anche domani alle 16 su questo gruppo io ci sono. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.